Il giudizio positivo del presidente della regione Massimiliano Fedriga sul profilo di Giuseppe Petronzi, designato a ricoprire il ruolo di prefetto di Trieste, era già stato anticipato appena la notizia era iniziata a circolare. Oggi questo giudizio è stato ribadito all'indomani dell'insediamento di Petronzi, la cui conoscenza del territorio, secondo il presidente della regione, rappresenta un vantaggio. Abbiamo fatto una discussione generale con il prefetto Petronzi, mi conosco molto bene e abbiamo deciso ovviamente di continuare quella collaborazione che era iniziata quando lui allora era questore di Trieste, e penso che la sua professionalità, la conoscenza del territorio possa garantire una risposta importante a Trieste. Il tono cambia di netto quando il governatore apre un argomento di carattere più ampio, il conflitto in Medio Oriente. Quando ho visto quanto accaduto alla famiglia, al papà e figlio ebrei a Milano, penso sia preoccupante, penso che sia un antisemitismo dilagante e penso che ci sia anche una responsabilità di chi sta raccontando la verità di Hamas ai cittadini europei e ai cittadini italiani. Quando si parla del governo di Gaza o del Ministero della Salute di Gaza è Hamas, e continuare questo racconto alimenta l'antisemitismo. Io mi dissocio e mi vergogno che cittadini ebrei siano perseguitati in Italia, quindi esprimo la mia totale vicinanza alla famiglia, alla comunità ebraica, e dico che Regione Friuli-Venezia Giulia sarà al loro fianco, perché fatti come questi non possono trovare cittadinanza nel nostro paese e in Occidente. Le sue parole arrivano nella stessa giornata in cui in Piazza della Borsa è stato organizzato un corteo per Gaza. Un'altra manifestazione dove ho visto, oltretutto nel volantino che la racconta, la solita partigianeria, perché nessuno ovviamente vuole la guerra, vuole i morti, vuole gli innocenti ammazzati in Medio Oriente, né a Gaza né in Israele, perché ricordo che i terroristi di Hamas hanno ammazzato innocenti inermi appositamente, ma continuare a raccontare solo una parte di racconto, continuare a raccontare soltanto la voce di Hamas ha una responsabilità grave, e chi continua a manifestare strumentalizzando portando solo la voce dei terroristi ha una responsabilità grave anche sui fatti che sono avvenuti in Italia.